Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venciu. Oggi, come ogni venerdì, andiamo a fare un video dedicato a quelli che sono i lavori più rappresentativi del momento in cui appunto registriamo il contenuto. Oggi andiamo ad attaccare la nostra defogliatrice pneumatica al trattore. In questo caso appunto è un Same 100 ed è lo stesso trattore, la stessa defogliatrice che vi abbiamo fatto vedere in un video in cui appunto andavamo a defogliare nel periodo estivo l'uva, la fascia dell'uva. In questo caso ci troviamo nel momento prossimo alla vendemmia e quindi in alcuni settori andiamo a defogliare in modo tale da esporre maggiormente alla luce del sole i grappoli e anche a velocizzare le operazioni di vendemmia, perché appunto quando l'uva è più esposta è più visibile e gli operatori riescono appunto a raccoglierla più velocemente. Adesso abbiamo attaccato allora la defogliatrice, la parte interiore. Dobbiamo andare a mettere queste viti qui in modo tale che si blocchi e resta ferma e non salti giù coi movimenti. Adesso, una volta sistemata la parte anteriore, dobbiamo avanzare un po' con il trattore e attaccare alle parallele, ai ganci posteriori, tutto il compressore appunto che è dietro al macchinario, quindi la parte posteriore della defogliatrice, in modo tale che dopo siamo praticamente pronti da partire. Mancherà da ingrassarla, da dargli qualche pulita e una controllata, poi per il resto dovremmo esserci. Allora adesso ci manca da attaccare il gardano e il terzo punto, che adesso dobbiamo trovare fuori un terzo punto che abbia la lunghezza giusta, in modo tale che sia bilanciato il peso posteriormente al trattore. Se vi ricordate come funzionava questo macchinario, andava appunto a spingere fuori aria da questa parte anteriore del macchinario. Quest'aria veniva però pompata dalla parte posta posteriormente attraverso il compressore. Poi ci sono due tubi di mandata che fanno uscire appunto, fanno portare l'aria pompata dalla parte posteriore alla parte appunto anteriore, quella che effettivamente poi svolge il lavoro, e attraverso quest'aria pulsata va a rompere la fascia, diciamo, delle foglie al dritto della fascia dell'uva, in modo tale da esporre maggiormente ai raggi solari e al vento l'uva, i grappoli. E adesso comunque ve lo facciamo vedere anche in funzione appena abbiamo finito di sistemare, di attaccarla, di controllare che tutto funzioni. Ve la facciamo vedere in moto, così potete anche vedere come lavora in questo periodo dell'anno, quindi in un periodo di pre-raccolta praticamente, rispetto a come lavorava nel periodo, diciamo, di giugno, quindi quando ormai si era nella fase fenologica, diciamo, di allegagione avvenuta, quindi era grano di pepe, l'uva, e in quel caso vi abbiamo fatto vedere appunto il video. In questo momento vedete un po' le differenze di come viene fuori il risultato. Adesso che abbiamo finito di, diciamo, allestirla, di attaccare tutte le varie componenti, anche la parte elettrica, la parte idraulica, non ci resta che provarla. Adesso facciamo una piccola prova, vediamo un po' come vanno i movimenti e se tutto va bene nelle prossime ore la mettiamo in campo in modo tale appunto da iniziare a defogliare un po' di uva.
Ecco, allora adesso abbiamo iniziato a defogliare, stiamo un attimo tarando la macchina con le potenze, con le pressioni giuste in modo tale da fare un lavoro fatto bene. Adesso vi faccio vedere com'è prima e come viene dopo, così da rendere conto un po' anche come funziona, insomma come viene fuori il risultato. L'idea è quello appunto di andare a tirar via le ultime, diciamo, foglie vicino al grappolo, quindi quella sulla fascia dell'uva, in modo tale appunto da esporre l'uva agli ultimi soli e soprattutto quello di agevolare poi la raccolta manuale. Questo è come si presenta la parete fogliare prima della defogliatura, quindi vedete che si intravede l'uva, però chiaramente non è estremamente esposta. Questa invece è la situazione dopo essere passati con la defogliatrice. Ovviamente i grappoli sono più esposti, più arieggiati e sicuramente quando veniamo poi a raccogliere l'uva sicuramente riusciamo a lavorare con meno fatica, perché ovviamente li riusciamo a vedere più velocemente e quindi la raccolta è più snella. Ecco, in questo punto si vede bene come la foglia viene rotta da parte appunto dell'aria in pressione, vedete anche in questo caso, e facendo così chiaramente si va a esporre maggiormente l'uva e quindi si va a ridurre un po' quella che è la parete fogliare al dritto della fascia appunto dell'uva. Ecco, allora noi siamo arrivati alla fine anche di questo video, speriamo che i contenuti vi siano piaciuti. Noi adesso andiamo avanti a defogliare e ci prepariamo al momento molto intenso che è appunto la vendemmia, che è il momento dove si tirano anche un po' le conclusioni, dove si fanno i primi bilanci dell'annata e si valuta che risultati abbiamo ottenuto, insomma che tipo di annata è stata, a partire dai lavori invernali che abbiamo fatto vedere nei primi video a tutti i lavori primaverili, estivi, e quindi adesso appunto ci prepariamo per la vendemmia. Grazie ancora di essere stati con noi e ci vediamo al prossimo video, alla prossima puntata, e continuate a seguirci. Grazie.